Buonasera a tutti, buonasera Furlans, benvenuti a questa nostra conferenza dell'International Committee Romeo and Juliet in Friuli. Siamo ospiti della 8ª edizione della Settimane de Culture Furlane, organizzata dalla Società Filologica Friulana, che ringrazio formalmente in veste di presidente, e ringrazio a mia volta il presidente della Società Filologica Friulana, il professor Federico Vicario, per la ospitalità che ci dà la terza edizione consecutiva in questa stupenda e bella rassegna, la Settimane de Culture Furlane. Come ringrazio anche subito il Paron di Chiase, come si suol dire, di Villa d'Els, dalla quale stiamo trasmettendo in diretta, l'imprenditore Loris Crocchiatti, ma avremo qui poi tra poco l'indirizzo e saluto del figlio dottor Pietro Crocchiatti. Perché? Perché volevamo valorizzare questa dimora storica che, come verrà detto, diventerà un piccolo, grande centro culturale. Ecco, riteniamo che alcuni eventi, vicende, personaggi della storia plurisecolare del nostro Friuli Venezia Giulia, possono essere valorizzati, divulgati attraverso alcune delle dimore storiche del nostro Friuli. E questo è fondamentale perché quando la cultura storica, la cultura scientifica, la cultura divulgativa possono incontrare anche l'imprenditoria, che in questo caso è anche un'imprenditoria storica dal 1913, che la famiglia Crocchiatti è specializzata in edilizia, in restauri antichi. Ecco, credo che sia sempre un binomio molto molto importante. La nostra conferenza di quest'oggi è intitolata Nuovi contributi per la valorizzazione della storia di Lucina Savorgnan e Luigi da Porto. Lucina Savorgnan e Luigi da Porto, come sapete, sono i veri protagonisti della arcinota vicenda di Giulietta e Romeo, ma è lo stesso scrittore, Luigi da Porto, che nella sua novella, scritta attorno al 1520, che già li menziona come Giulietta e Romeo, e ambienta la storia a Verona con le famiglie appunto dei Montecchi e dei Capelletti. Queste sono le diciture originali scritte, enunciate da Luigi da Porto. Ecco, dopo certo questa novella verrà ripresa, trasmessa, sappiamo, no, dal punto di vista filologico ci sono molte concatenazioni che portano poi successivamente a William Shakespeare, che ovviamente poi ne fa un adattamento teatrale e la farà diventare questa storia famosa in tutto il mondo, dalla musica rock appunto alla ricerca filologica, alla storia della letteratura internazionale. Questa sera insieme a me, appunto tra poco ci saranno i saluti, l'indirizzo di saluto del dottor Pietro Cocchiatti, poi del dottor Gregorio Grasselli e poi del dottor Maurizio Drogli dell'Università degli Studi di Udine. Prima di lasciare la parola ricordo che a tutti i nostri amici e amiche in diretta Facebook che ci stanno seguendo, ecco la possibilità di aderire all'International Committee Romeo and Juliet in Friuli. Potete scrivere la nostra mail ufficiale che è icraif con la J @gmail.com. Ripeto, icraif@gmail.com, poi la metteremo anche sotto i commenti. Anzi, vi invito sin d'ora a porre eventualmente su ciò che sentirete dai nostri relatori, a porre delle domande su ciò che avete sentito, eventualmente anche nei commenti, altrimenti poi ci scriverete con calma via mail. Vi ricordo che abbiamo appunto questa nostra pagina Facebook, ma anche su Instagram, quindi potete sempre seguire i nostri aggiornamenti in tempo reale ogni settimana, anche estate. Faremo molte iniziative con tutti i nostri consorzi. Anche prima di passare la parola, un caloroso saluto anche al nostro vicepresidente, il dottor Albino Comelli, che ha ispirato il vero lume fondatore di questo sodalizio internazionale, perché da oltre 20 anni lui e il professor Cecil Clough inaugurarono studi, pubblicazioni, conferenze, convegni,
valorizzando già in 20 anni, ecco, il binomio cultura e turismo culturale. Quindi va il nostro ringraziamento al nostro vicepresidente e passo la parola al dottor Pietro Clocchiatti, che ci ospita in questa dimora storica, Villa d'Elser di Martignaco, in provincia di Udine. Buonasera a tutti. Abbiamo il piacere e l'onore di ospitare questa conferenza sulla valorizzazione della storia di Lucia Savognani e Luigi D'Apporto, tenuta dalla Società Filologica Friulana. Noi come azienda Clox siamo specializzati nella progettazione e nella costruzione di dimore con filosofie ecosostenibili, e siamo specializzati anche nei restauri conservativi. Quindi siamo da sempre sensibili nella valorizzazione della cultura, della valorizzazione del territorio, della storia, che nei nostri restauri ci troviamo spesso a doverci confrontare con la storia di una dimora o di un fabbricato per comprenderne i valori e capire come poter progettare e realizzare i sogni del cliente. Quindi abbiamo deciso con piacere di ospitare questa conferenza e di ospitarli nella nostra sede di Villa d'Elser, che è una villa importante, storica, in quanto è stata architettata da un architetto Ettore Gilberti, nonché è stata dimora della famiglia d'Elser, della famosa industria dei biscotti d'Elser. Quindi vi auguro buon ascolto, vi ringrazio della vostra presenza e ripasso la parola al professor Falcone. Grazie, dottor. Poi comunque la nostra conferenza verrà caricata e quindi guardabile con più calma in un secondo momento. Passo alla presentazione del dottor Grasselli, che ci parlerà delle avventure di Francesco Savorgnan, marito di Lucina Savorgnan. Ecco, perché ci racconterà di alcune vicende non molto conosciuti. Ricordo che il dottor Grasselli segue questo filone di studi già dal 2017 e le sue ricerche hanno dato anche, sono sfociate proprio alcuni mesi fa in un suo libro scritto di recente, appunto, Una friulana al servizio di Venere. Ecco. Ovviamente anche qui, se qualcuno volesse ricevere copia del libro o entrare in contatto diretto con l'autore, il dottor Grasselli, può sempre scriverci alla mail che tra poco scriveremo nei commenti. Lascio la parola al dottor Stefano Gregorio Grasselli. Buonasera. Allora, un attimo che mi preparo. Ecco. Bene, parto dalla storia che conoscete già tutti. Luigi D'Apporto e Lucina Savorgnan si innamorano a Udine nel 1511, ma le loro famiglie contrastano il loro amore. Alla fine Luigi D'Apporto viene ferito in battaglia e deve tornare in Veneto e scrive Giulietta e Romeo, cioè proprio la storia di Romeo Montecchi e Giulietta Capuletti. E Lucina, rimasta a Udine, è costretta a sposare Francesco Savorgnan. Ci sono, scusatemi. Dicevamo, Lucina è costretta a sposare Francesco Savorgnan. E stasera ci chiediamo chi era questo Francesco Savorgnan, da dove è saltato fuori, e magari, visto che Lucina ha passato la vita con lui, cerchiamo di capire che tipo era. Beh, intanto nasce in un anno che conoscete tutti molto bene, il 1492, in gennaio. E che cos'è Francesco Savorgnan fin da quando nasce? Perché la famiglia Savorgnan segue una politica familiare ben precisa. Di tanti fratelli maschi, solo 2 si sposano e proseguono la linea. Così il patrimonio familiare non si spezzetta. E gli altri figli maschi, quelli che non si sposano, possono fare quello che vogliono, possono mettersi con una donna, convivere, a quei tempi non è un problema, e i loro figli saranno bastardi, che a quei tempi non è un insulto. Ecco, dei fratelli Savorgnan del 400, chi è che si sposa? Giovanni e Urbano. Però Urbano muore subito, senza figli, e quindi
gli unici figli sono quelli di Giovanni e sono, eccolo lì, Francesco e Bernardino. Ecco, quindi quei due maschi lì sono gli ultimi due rimasti per portare avanti tutta la linea familiare. Fin da piccoli sono la risorsa di tutta la famiglia. E per esempio sono gli unici che hanno il diritto di ereditare i feudi, perché siamo nel 500, ma i feudi ci sono ancora. Ed ecco che quando muore Giovanni, Francesco e Bernardino vengono presi sotto l'ala di Antonio, il grande Antonio Savorgnan, quello della Zobbia Grassa, perché anche l'eredità di Antonio passerà da loro. Antonio ha un figlio naturale e l'ha mandato perfino all'Università di Padova, ma l'eredità non passerà dal suo figlio, passerà da Francesco e Bernardino. Quindi questa è la condizione di Francesco fin da quando è nato. E che tipo è Francesco? È un tipo buono, poco intraprendente, è più attivo suo fratello minore Bernardino. Francesco si fa un po' trascinare. E quando ha 19 anni, è ancora minorenne, l'età maggiore si raggiunge a 20 anni, c'è quella famosa festa di carnevale, quella prima della Zobbia Grassa, quella dove Lucina canta. Ecco, quella sera sappiamo eccezionalmente dove si trova Francesco. Non era presente alla festa. Era da Antonio, che lo mandava a Chiavris a dare degli ordini a degli uomini armati. E la festa è finita senza di lui. Poi il giorno dopo succede la Zobbia Grassa e vengono ammazzati i nobili di Udine, poi c'è il terremoto di Udine e la peste, poi la guerra con i tedeschi e Luigi da Porto che viene ferito a Manzano. Ecco, questa cosa di Luigi da Porto tocca da vicino anche Francesco, perché Luigi da Porto è cugino primo di Francesco. La mamma di Luigi da Porto, quello che ha creato Giulietta Romeo, è sorella di Antonio e di Giovanni. Dopo altri 3 mesi di guerra, la vita di Francesco cambia per sempre. C'è la guerra contro i tedeschi, ma l'esercito veneziano è occupato altrove. E Antonio si trova di fronte all'esercito tedesco e sa che se resiste inutilmente i tedeschi saccheggeranno Udine, il Friuli, e in quegli anni saccheggiare vuol dire fare cose terribili alla popolazione. E quindi Antonio decide di arrendersi, un po' più che arrendersi veramente. Per tenere le sue terre decide di passare dalla parte dei tedeschi e gli cede tutto il Friuli. Fa questa scommessa sui tedeschi e però gli va malissimo, perché non passa neppure un mese e l'esercito tedesco viene occupato altrove e i veneziani arrivano e con soli 6.000 uomini riconquistano tutto il Friuli e Antonio fugge. Gli mettono una taglia sopra la testa come traditore. Antonio si rifugia a Villacco e manda Francesco e Bernardino, i suoi nipoti, i suoi eredi, lontano, prima a Milano, poi a Bruxelles, alla corte imperiale. E fa bene, perché qualche mese dopo dei nobili friulani gli tendono un agguato a Villacco e lo ammazzano. Fine del grande Antonio. E qui comincia la storia di Francesco, che potrebbe intitolarsi Storia del ragazzo che voleva tornare a Udine. Francesco e Bernardino quindi si ritrovano a Bruxelles. E chi tiene d'occhio questi due preziosi giovanotti? Un Montecchi, proprio un Montecchi, perché la famiglia Montecchi è stata cacciata da Verona nel 300 e sono andati a Udine. E oggi nel 500 si chiamano Monticoli e sono una famiglia amica di Antonio. E Luigi da Porto questa cosa la sa benissimo, infatti proprio nella prefazione a Giulietta Romeo scrive: sì, i Montecchi sono questa famiglia che per uno strano caso sono venuti a Udine e a Udine ci sono Messer Giovanni e Messer Nicolò. Ecco, Giovanni è quello che sta facendo da balia a Francesco a Bruxelles. Passano 18 mesi, ecco, mi vedete, grazie. Dicevo, Francesco e Bernardino hanno questa fortuna ma sono dalla parte sbagliata della barricata. Però finisce la tregua, l'imperatore attacca di nuovo il Friuli, manda un esercito e manda Francesco dietro all'esercito. E il copione è di nuovo quello, l'esercito veneziano è altrove. E Udine si arrende subito ai tedeschi. L'esercito tedesco è accampato fuori della città, a Chiavris. E Francesco entra a Udine, a cavallo, acclamato dalla popolazione. Ecco, questa cosa mi ha stupito molto quando l'ho letta, tutti questi onori che hanno reso a Francesco, però in effetti se pensate c'era l'esercito accampato fuori.
No, si capisce anche che pensavano che ormai Francesco sarebbe rimasto lì a Udine. E invece la storia di Francesco è appena all'inizio. Perché il problema che si presenta è che c'è uno che stavolta non si arrende. E sorpresa, è un parente di Francesco. Ecco, allarghiamo l'albero genealogico. Questo che non si arrende è un parente di sesto grado di Francesco e si chiama Girolamo Savorgnan. È un comandante veneziano. E Girolamo si chiude dentro la sua fortezza di Osoppo e i tedeschi gli tirano cannonate per 45 giorni. E Girolamo riesce a scrivere a Venezia: mandate rinforzi! E Venezia risponde: tieni duro, sai quanto questa signoria ti vuole bene e sarai ricompensato. E così Girolamo resiste e finché finalmente dopo 45 giorni l'esercito veneziano arriva e comincia a combattere e a liberare il Friuli. Ecco, Francesco e Bernardino, che stanno con i tedeschi, devono lasciare Udine per la seconda volta. Scappano di notte, ma Monticoli scrive che gli udinesi li lasciano andare perché si sono comportati bene. Cosa vuol dire comportati bene? Facciamo un esempio di qualche settimana dopo. I tedeschi catturano un reggimento veneziano e Francesco e Bernardino curano un capitano veneziano ferito e liberano, senza chiedere niente, 150 contadini soldato veneziani. Cioè, e la gente è sconvolta. Vi ho detto prima, i saccheggi erano terribili. La gente è abituata a vedere gente a cui scavano gli occhi per potergli spremere fino all'ultimo soldo. E invece fa sensazione il fatto che una persona, Francesco, mostri un po' di misericordia. Ne parlano da Udine fino a Venezia, di quanto è stato buono Francesco. Sì, Francesco è stato buono, però chi è l'eroe? Girolamo, che ha resistito. E Girolamo presenta il conto. Oh, ricompensa, voglio quel feudo lì, e glielo danno. Voglio gestire la dogana, gli danno tutto. Voglio i beni di Antonio, che sono tuttora sequestrati dallo Stato. Qui c'è un problema di diritto. Gli eredi sono ancora in giro. Vedete com'è forte il diritto di nascita. E allora Girolamo propone questo. Li faccio tornare fedeli a Venezia. Intanto voi mi date i loro beni e glieli gestisco io. Cioè, volete ricompensarmi sì o no? Va bene, glieli danno. Dopodiché Girolamo dovrebbe chiamare Francesco e Bernardino. Dovrebbe, ma non lo fa. Per capire un po' quello che fa Girolamo, quello che passa per la testa di Girolamo, c'è un articolo che si chiama Il carattere di Girolamo Savorgnan, ma non parla assolutamente di questo, parla delle sue doti militari. No, vi racconto 3 cose. I suoi dipendenti dovevano fargli causa per essere pagati. Taglieggiava i parenti. Se dei parenti avevano bisogno di soldi, lui diceva: sì, ve li do. Vi compro quel vostro terreno e ve lo pago la metà. Sua moglie non si fidava a fargli gestire una eredità che lei aveva ricevuto. Quindi avete capito, Girolamo si è preso i beni di Francesco e di Bernardino e ora li sta lasciando vagare per l'Europa, pellegrinare senza una casa. Per fortuna di Francesco ci sta la mamma, Elisabetta, che è ancora viva e vivrà tanto a lungo. Elisabetta sta a Venezia e comunica ai figli, tramite il suo servitore Pietro, che Girolamo si è preso tutto. E si dà da fare Elisabetta a destra e manca per farli tornare. Passa un anno così e Venezia va a bussare a Girolamo. Scusa caro, tu che hai insistito tanto per farli tornare, non è che vorremmo che voi litigaste poi per i beni di Antonio. Non è che faresti sposare una tua figlia a Francesco, così sappiamo che poi siete in pace tra di voi? No, di tutte queste cose abbiamo le lettere, Venezia che scrive a Girolamo, Girolamo che scrive a Venezia, e Girolamo di figlie ne ha 12, alla fine della sua vita, 12 figlie e 12 figli. E però dice, no, guardate, per i beni non mi interessa tanto, sapete, ma mia figlia no. No, mia figlia no, anche perché sono cugini, per la chiesa è vietato. Quindi no, quindi Girolamo chiude i cancelli. Ma succede qualcosa di misterioso. Qualcosa di misterioso vuol dire
qualcosa di cui non abbiamo nessuna lettera. Qualcuno propone a Venezia che Francesco sposi invece Lucina. Eccola che torna nella storia. Lucina ha 22 anni. Non è figlia di Girolamo, ma è una nipote, figlia del fratello morto. A Venezia va benissimo lo stesso. Benissimo. Quindi Venezia manda subito Pietro, proprio Pietro, il servo di Elisabetta, quindi qua c'è lo zampino di Elisabetta, manda Pietro a chiamare Francesco e Bernardino. Bernardino è a Milano quando viene raggiunto e torna subito a Venezia. Francesco invece è a Verona con Monticoli. E Monticoli probabilmente vuole convincerlo a restare nell'impero, perché la guerra è ancora in corso, non si sa come va a finire. Però Francesco ascolta la mamma. Allora scappa di nascosto da Monticoli, lascia Verona, torna a Venezia e appena a Venezia sposa Lucina. Ora, voi siete qua per Giulietta Romeo. E immagino che quando ho detto che Francesco stava a Verona, avete pensato, ah, proprio a Verona. Ora, non abbiamo abbastanza dati per fare congetture e non le farò, ma vi faccio un elenco di piccole coincidenze. Per esempio, la parola Romeo è un sostantivo. Romeo vuol dire pellegrino. I Romei erano per definizione i pellegrini che andavano a pellegrinare a Roma. Ma Romeo vuol dire anche pellegrino in generale. Quindi abbiamo visto che Francesco ha pellegrinato per tutta l'Europa e quindi è un Romeo che sta a Verona, in compagnia di un Montecchi. E il messaggero, il suo servo messaggero, si chiama Pietro. Vi ricordate in Giulietta Romeo? Quello che porta i messaggi tra Giulietta a Verona e Romeo in esilio a Mantova, si chiamava Pietro. E poi il papà e la mamma di Romeo nella novella non si vedono, però il papà e la mamma di Giulietta come si chiamavano? Il papà si chiamava Antonio e la mamma Giovanna. E uno potrebbe dire, beh, se Luigi da Porto voleva alludere a Francesco, perché non ha chiamato la mamma Elisabetta? Beh, c'è una risposta anche per questo, perché anche la mamma di Da Porto si chiamava Elisabetta, quindi non sarebbe stato molto utile. Quindi, cosa vuol dire tutto questo? Beh, la risposta corretta per ora è chi lo sa. Dobbiamo ancora continuare a fare ricerca. Comunque, Francesco è stato riabilitato, è tornato a Venezia e può tornare finalmente a Udine con Lucina. No, deve passare un altro anno. Perché? Perché il loro matrimonio è nullo. Sono cugini, aveva ragione Girolamo. Bisogna chiedere una dispensa papale a Roma per regolarizzare il matrimonio. Non è grave, il Vaticano ne fa centinaia ogni anno. Però bisogna aspettare. E Venezia aspetta che arriva questa dispensa che dice che il matrimonio è valido. E intanto in questo anno Girolamo fa capire che i beni di Antonio in realtà gli interessano molto. Insomma, quando la dispensa arriva, Francesco la porta tutto contento e Venezia restituisce a Francesco solo i beni di Giovanni. E quelli di Antonio, che sono la fetta più grossa, chissà perché continua a tenerli e a gestirli Girolamo. E non è tutto. Siccome l'eredità di Giovanni e di Antonio giuridicamente è indivisa, allora Girolamo la gestirà tutta quanta e manderà a Francesco le rendite annuali della sua parte. La gestirà tutta. Vuol dire anche la casa, per esempio, di Udine. Ora, Venezia non gli va bene se Francesco va a Udine e bussa alla porta di Girolamo e dice questa casa è mia. Quindi Venezia impone che Francesco non possa più andare a Udine, deve restare a Venezia. Ora, non so voi, ma voi vi fidereste dei soldi che vi manda Girolamo dicendo questa è la rendita di quest'anno, hai guadagnato un po' poco? No, forse preferireste avere il controllo voi su quei beni. Ma per farlo bisogna fare la divisione dell'eredità, andare dal notaio e mettere la firma che questi sono i beni di Girolamo e questi sono i beni di Antonio, questi sono i beni che si tiene Francesco, scusate, e questi sono i beni che si tiene Girolamo. E Francesco dice no, io non ce la metto la firma, io continuo a reclamare il mio diritto sull'eredità. E così cominciano lunghi anni bloccati a Venezia. Francesco, Lucina, Elisabetta, Bernardino, poi la moglie di Bernardino. Stanno tutti insieme in affitto a San Pantalone, a Venezia.
e segue una sfilza di lettere e udienze per riavere l'eredità di Antonio, ed è una guerra di colpi bassi. Girolamo non si presenta alle udienze, dice ero ammalato, ero occupato, Venezia deve intimarlo di presentarsi. E poi, oppure, ecco, quando la guerra finisce con i tedeschi, alcune parti del Friuli rimangono in mano ai tedeschi. Bernardino, intraprendente, va dall'imperatore e riesce a ottenere i feudi che erano rimasti nella parte tedesca. Girolamo subito scrive a Venezia, ecco, vedete, sono ancora in combutta con l'imperatore. Oppure Venezia dà dei ristori, si usavano già allora, si chiamavano restauri, dà dei ristori per i danneggiati in guerra. E Francesco e Bernardino vanno da quello che distribuisce i ristori e dicono non dovete darli a Girolamo, quello è già pieno di soldi, anche dei nostri. E così, una battaglia, Francesco scrive a Venezia, siamo in miseria, io con Lucina ho 4 figli, ho mia sorella da maritare e non ho soldi per la dote. E mio fratello ha sposato una vostra gentildonna e per questo le spese sono altissime. Avete capito? Una gentildonna veneziana era molto più adatto al mantenimento di una friulana tipo Lucina. E a un certo punto Venezia cede, nel 23. Fa una delibera. I beni di Antonio tornano a Francesco. C'è uno stato di diritto e la gente deve avere ciò di cui ha diritto. Immaginate la festa a casa di Francesco, ma Girolamo non sta fermo. E dopo 8 giorni Venezia ritira la delibera. Bisogna che muoia Girolamo. E muore nel 29. Nel 29 sono passati 13 anni da quando Francesco è tornato a Venezia. Adesso Francesco ha 38 anni e Lucina 36. Quando Girolamo muore, finalmente Venezia può fare, a parte Francesco, ma Venezia può fare qualcosa che aspetta da 19 anni, risarcire le famiglie danneggiate dalla Zobbia Grassa. Sì, perché ormai sono tutti d'accordo che la Zobbia Grassa era colpa di Antonio, ma i beni di Antonio ce l'aveva Girolamo. E vai tu a chiedere soldi a Girolamo. Quindi adesso che Girolamo è morto, l'eredità di Girolamo viene divisa in 2, metà agli eredi di Girolamo e metà a Francesco e Bernardino. E ognuna delle 2 parti dovrà pagare 500 ducati all'anno per 15 anni alle famiglie danneggiate. Cioè, è quasi peggio di prima. Per capirci, gli eredi di Girolamo dicono, ah no, noi no, che si tenga Francesco tutta l'eredità, così lui dovrà pagare 1000 ducati ogni anno. Per capirci, 1000 ducati era tutta la dote che aveva Lucina. Infatti Francesco il primo anno non paga, non riesce a pagare, non riesce a organizzarsi e lo Stato gli pignora tutti i raccolti. Francesco è costretto a tornare a Udine, cioè ormai sarebbe rimasto anche a Venezia, ma torna a Udine per poter gestire i beni e fare su quei 1000 ducati all'anno da pagare. E c'è un documento incredibile, io non volevo mostrarvi i documenti, ma questo qui è un quaderno, vediamo se, eccolo, fermo là, è un quaderno, un memoriale della famiglia Savorgnan, e qua nel 1509 c'è una nota di Antonio, una permuta, dice io gli debbia dare a questo tizio di Buia un altro prato equivalente al suo la prossima volta che andrò a Buia. La prossima volta tiene questa cosa in sospeso e la riga sotto è del 1537, è di Francesco. Sono passati 28 anni in una riga. E questi ultimi anni a Udine sono quindi anche loro economicamente difficili. Per riuscire a pagare questi risarcimenti fino al 1545. E per di più a Venezia si stava in pace, a Udine ci sono le famiglie i cui parenti sono stati uccisi nella Zobbia Grassa. E quindi pensate Francesco cosa deve essersi sentito dire se a un certo punto per poter andare in giro si mette a pagare una scorta armata e suo figlio per esempio verrà ferito alla fronte. E Lucina? Purtroppo di lei ci sono molte meno testimonianze. Ma cosa pensava di lei Francesco? Francesco le ha dedicato un'altra nota in questo quaderno, l'ultima sua. Andiamo a leggerla. AD 16 Zenaro
1543 a ore 22 piacque al Signor Dio di chiamare a sé l'anima di Madonna Lucina, mia carissima consorte, la quale fu figliola di Messer Jacomo Savorniano. Lucina aveva 49 anni e possiamo solo immaginare come li ha vissuti, ma Francesco l'ha chiamata mia carissima consorte. E la riga dopo, 1547, a D 23 aprile, a ore 16, piacque al Signor Dio chiamare a sé l'anima del magnifico Messer Francesco, mio dolcissimo padre, il quale era di anni 55. Sua madre Elisabetta è ancora viva e questa nota è scritta da Giovanni, figlio di Francesco e Lucina. Grazie. Torno la parola a Ugo Falcone. Microfono, per favore. Eccoci qua, tutto in diretta, anche questi piccoli intoppi telematici, ma l'importante è aver visionato e sentito, oserei dire, degli spettacolessi, ma anche da una parte risalenti al XVI secolo, ma anche visionare documenti, fonti d'archivio, quindi fonti storiche importanti che il dottor Grasselli ci sta divulgando e facendo conoscere su eventi che possono essere anche di contorno alla vera e propria storia di Giulietta e Romeo, ma che in realtà ci aiutano a contestualizzare, a concretizzare, a capire anche la mentalità. Si è parlato di lignaggi, parliamo di politiche dinastiche, di politiche nobiliari, parliamo di archivi che spesso andavano in eredità con la donna nobildonna che andava a sposare un altro nobiluomo. Quindi ecco, queste strategie familiari alle quali ha accennato il dottor Grasselli sono ovviamente confutati e testimoniate da numerosa pubblicistica di quel periodo e poi anche successiva, in quanto le strategie dei matrimoni tra famiglie nobiliari, come ben noto a chi è addentro a queste materie, sono molto molto importanti. Ecco, il nostro Friuli ha una miriade di informazioni che possono essere tratte dagli archivi nobiliari ancora oggi esistenti e tutelati e notificati di notevole interesse storico, oggi si dice interesse culturali, nelle ancora oggi famiglie nobiliari di origine nobiliare presenti in Friuli. Quindi un appello anche a continuare a tutelare a queste famiglie i propri archivi storici di origine nobiliare, ma anche a coloro che hanno acquisito per vie legali ovviamente frammenti, spezzoni, smembramenti di parti di archivi nobiliari e di carteggi che possono ancora oggi dare luce a nuove scoperte, a nuove informazioni sulla storia non solo del XVI secolo, ma addirittura di secoli precedenti e successivi. Ecco, non so se nel frattempo, in quanto io non sto vedendo la chat, i commenti, se ci sono qualche domande da porre al nostro dottor Gregorio Grasselli, perché l'altro relatore nostro relatore, dottor Maurizio Drolli, è un po' in ritardo perché ha avuto dei contrattempi nelle valli del Natisone, ecco, e quindi io sto prendendo un po' di tempo. Dottor Grasselli, se ci vuole dire lei qualche altra novità, qualche altra piccola notizia, possiamo continuare questo dialogo a due, insomma, sì. non c'è problema. Il bello della diretta, come dice il mio amico Gianni Milà, le dirette sono belle per questo. Sì, per esempio, no, mi viene in mente che Droli appunto mi aveva annunciato che voleva parlare dell'importanza del wedding, sì, e di cosa potrebbe avere bisogno il wedding proprio per sfruttare questa storia di Luigi e Lucina in regione. E sarebbe un argomento molto interessante. Io approfitto anche per salutare tutti gli operatori del wedding, che sono una delle categorie veramente tralasciate, dimenticate. Qui saluto anche Stefania Vismare e tutti coloro che ruotano agli operatori del wedding, perché con il turismo culturale e anche con
ovviamente con la nostra International Committee si sono messi in contatto, e anche da questo canale approfittiamo anche per dare una piccola attenzione e richiamo dei governanti a questa problematica del wedding, che è fondamentale. Ecco, il wedding con il turismo culturale, con la storia divulgativa, con la storia scientifica, non possono essere dimenticati. Questo è importante. Credo che Maurizio Drolli in questo, con i suoi insegnamenti, i suoi progetti, sia in prima fila. Gregorio, quindi se vuoi aggiungere qualcosa. Assolutamente, ancora parlo di lui, so che aveva già preso contatti appunto anche con gli operatori del wedding, sì. E quindi potrebbero esserci degli sviluppi interessanti. A proposito di Francesco, sto pensando se c'era qualcosa che avevo tagliato dal discorso per stare un po', per stringere, per stare un po' nei tempi. Per esempio, Elisabetta, la mamma di Francesco, Elisabetta, la mamma di Francesco, chiede se, scusate perché c'è scritto una persona che sente male l'audio, e quindi sto pensando a quale possa essere il problema allo stesso tempo. Ecco, chiudi per favore il tuo microfono, dicono che la voce rientra da un microfono all'altro. Perfetto. La mamma di Francesco, che ha vissuto più a lungo di Francesco stesso, ha avuto un ruolo importante nella sua vita. Quando ho detto che Francesco era una persona buona, anche poco intraprendente, l'ho detto anche perché in un'occasione Udine gli ha dato un incarico, doveva Francesco andare a Venezia a chiedere che non mettessero certe tasse. Francesco era una persona importante, un Savognano di Udine, e Francesco ha detto che non poteva andare perché sua madre non stava bene e anche un suo figlio non stava bene. Quindi una persona che ci teneva più alla famiglia che al suo ruolo pubblico, per fare un esempio. E un'altra curiosità su Elisabetta è che il fratello di Elisabetta era sposato con una sorella, con una zia di Lucina da parte di madre. Quindi era tutta una catena di nobili imparentati tra loro, da Lucina al fratello di Elisabetta, Elisabetta a Francesco, Francesco era figlio di un Savognan che poi per un altro arco, 6 gradi di separazione, era parente di Lucina stessa. Era tutto un cerchio. Vedo che ci sono delle domande. Ecco, per esempio, proprio i collalto esistono ancora a Susegana, nel castello di San Salvatore. Sì, non l'ho detto, e questa persona lo sa già, Elisabetta era una collalto. Esattamente. E un'altra domanda. Nel periodo che Lucina era a Venezia, poteva aver incontrato Luigi? Luigi è stato esule da Vicenza, non poteva tornare alla sua città di Vicenza fino al 1517 e quindi ha scritto delle lettere in quel periodo tra l'11, quando è andato via da Udine, fino al 17, sia da Venezia che da Padova. Quindi era un po' paralizzato sul fianco sinistro, camminava con un bastone, ma stava a Venezia e a Padova. E quindi aveva anche una certa mobilità. E Lucina, una volta sappiamo che era a Venezia nel 12, quindi quando Luigi praticamente era ancora a letto, cominciava a rialzarsi, e poi è venuta giù a Venezia a sposarsi nel 16, quindi Luigi era ancora da quelle parti. E Clough faceva l'ipotesi che Giulietta e Romeo fosse stato scritto nel 17, perché aveva fatto dei calcoli su quando si era sposata Lucina. Diceva, Luigi ha scritto la novella quando Lucina si è sposata. Bene, io poi ho trovato la dispensa papale a Roma, e Lucina si è sposata in realtà nel 16.
un anno prima. Quindi Luigi era presente a Venezia o a Padova, insomma da quelle parti. E quindi questo vorrebbe dire che se la novella è stata scritta quando Lucina si è sposata, vuol dire che è stata scritta a Venezia o a Padova, sicuramente non a Vicenza né a Montorso. Ma bisogna vedere quando è stata scritta in realtà. Una domanda? Approfitto perché, caro Gregorio, più che altro per anche cercare di far capire l'importanza ancora oggi di Giulietta e Romeo, la sposto sull'ambito musicale, no? Dagli Dire Straits, di Mark Knopfler, ai Gothic, dei Clan of Xymox o al grande cantautore Riccardo Cocciante, hanno dedicato a Romeo e Giulietta pezzi, brani musicali stupendi che ancora oggi noi ascoltiamo. Ecco, ti chiedo, e che tu poi fai anche teatro, ecco, come mai ancora oggi questa passione, ti faccio un'intervista live in diretta, ecco, sperando che arrivi l'altro relatore, dottor Drolli, ecco, ancora affascina e piace ancora così tanto questa storia, secondo te? Ecco. Di Giulietta e Romeo. Tu che sei addetto ai lavori al teatro, no? Lo penso in ambito storico, perché l'amore, mettersi insieme per amore, in realtà è una cosa che nasce nel Settecento, nell'Ottocento, col periodo romantico, l'hanno chiamato romantico non a caso. Nel Cinquecento, prima era normale sposare chi ti dicevano i tuoi genitori. E poi c'erano queste mosche bianche, queste storie in cui due finivano male perché si innamoravano e non volevano più sposare chi era stato deciso per loro. E solo poi nel Settecento, nell'Ottocento, queste storie sono diventate l'emblema di quello che la gente voleva fare, sposarsi per amore. E sono effettivamente un grande emblema, volerlo fino alla morte. È diventato, diciamo, un elemento dell'importanza che dà la nostra epoca all'individualismo, cioè all'importanza più sull'individuo che per esempio sulla famiglia. Una volta la famiglia era tutto e tutto andava fatto per la famiglia. Oggi vale più l'individuo e l'individuo associa l'amore a voler vivere con quella persona tutta la vita. Dante, per esempio, si innamora di Beatrice, ma questo non vuol dire niente. Si sposa con, oddio, come si chiamava? Sua moglie? O un buco? È arrivato il nostro relatore che ti ha salvato in corner. Ecco, quindi facciamo subito accomodare velocemente, che i tempi sono strettissimi, quindi il dottor Maurizio Drolli, che adesso proprio in presa diretta lo vedete, ecco, che arriva dalle valli della Tisone, ha incontrato nubi fragili per strada, lo ringraziamo e vi preannuncio, mentre si sta preparando, che quest'estate faremo delle conferenze in altri contesti culturali, nella città di Udine e altrove, anche in Veneto, per ovviamente aderire o chiedere informazioni per la nostra associazione di promozione sociale, il nostro comitato internazionale, potete scrivere a iCRAIF@gmail.com, iCRAIF con la J, ecco, magari dopo lo scriviamo tra i commenti. A questo punto lascio la parola al dottor Maurizio Drolli dell'Università degli Studi di Udine, che da anni si occupa di valorizzare, di fare progetti per la filiera turistico-culturale della nostra regione, in particolar modo qui nel nostro Friuli, e quindi lascio subito la parola, in quanto da anni si dedica, prima abbiamo parlato del wedding, ma abbiamo parlato anche, vi parlerà di altre situazioni che sono in questo momento attive, prendendo un lasso di tempo molto importante, recentissimo, dal 2019 ad oggi, quindi Romeo e Giulietta come filiera turistica. Quali passi avanti dal 2019
ad oggi? Prego. Buonasera, grazie a tutti, grazie per l'invito, chiedo scusa per il ritardo, sono imprevisti concatenati che mi hanno impedito di essere qua prima, però di fatto ci sono, si dicono tante cose in 30 secondi importanti, cercherò di dire qualcuna di interessante con qualche secondo in più. Allora, iniziamo col capire di cosa stiamo parlando, parliamo di turismo matrimoniale. Secondo l'Istat si celebrano in Italia circa 200.000 matrimoni in un anno. Secondo l'Istat sempre la spesa, la fascia maggioritaria delle coppie, quindi dei nuclei che organizzano matrimoni, spende dagli 8 ai 15.000 euro a matrimonio. Poi ci sono le fasce a salire fino all'1% di coppie che spendono oltre 50.000 euro per il proprio matrimonio, sono i cosiddetti matrimoni da favola, no? Ecco. La cifra media, la spesa media per un matrimonio è di circa 15.000 euro. Allora, Luigi e Lucina sono una storia che può essere messa a regime all'interno di molte forme di turismo, ma principalmente quel turismo matrimoniale. 200.000 matrimoni in un anno equivalgono a circa 267 matrimoni al giorno in Friuli Venezia Giulia, supponendo una media equiripartita tra le regioni d'Italia. 265 matrimoni al giorno. Ovviamente sono spalmati su una percentuali diverse nei diversi mesi dell'anno, si concentrano in settembre e in altri mesi, ma supponendo non 18.000 euro a matrimonio, ma soltanto 10.000 euro di spesa media a matrimonio, che per chi si è sposato ricorda il proprio budget, ha ben presente che non sono un'enormità, molto facile spenderli, sono circa 265.000 euro al giorno che l'industria del wedding sta perdendo dal momento in cui è stato posto in atto, sono state poste in atto giustamente le restrizioni. Allora, questi sono soldi che sono posti di lavoro, sono stipendi, sono fatturati meno per le imprese del catering, della ristorazione, delle imprese agroalimentari locali e sono uno dei principali motivi per cui serve accelerare una ripresa in questo senso. La maggior parte delle imprese, circa l'80%, sono piccole, parliamo di abbigliamento e tutte quelle che ho già detto, molte altre di più. Allora, cosa si è fatto? Si è iniziato a costruire un prodotto, una serie di esperienze che si basassero sulle ricerche storiche svolte dall'associazione, dal comitato, in modo da non dire bugie alle persone, ma basandosi sulla verità storica per quanto verificata finora. Si è iniziato a proporre delle esperienze, quindi le guide turistiche hanno iniziato ad accompagnare concretamente le persone sul territorio, promosse da Promoturismo all'interno dei calendari di attività, in questo per quanto riguarda Cividale, con itinerari per le rive del Natisone, romantiche, la città è la città che è patrimonio UNESCO, non dimentichiamolo, questo insieme a molte altre iniziative che riguardano più prevalentemente, diciamo così, l'animazione, le serate, parliamo ad esempio di Rivignano, Arte di Rivignano e altro. Si è iniziato a costruire un prodotto, si è iniziato a promuoverlo e si è iniziato ad avere persone regionali, ma anche straniere dall'Austria, che in periodo di lockdown o quantomeno di restrizioni riuscivano a prendere la mezza giornata per venire in Friuli a conoscere la vera storia di Romeo e Giulietta. Perché quello che è questa proposta è che vi è la possibilità di apprezzare la vera storia, sui luoghi in cui vi sono documentate le tracce del loro passaggio, dei veri protagonisti e via dicendo. E questo è stato un po' il titolo anche dello studio che abbiamo pubblicato, no? Innovare il turismo attraverso l'autenticità, cioè non dicendo bugie, scusatemi il termine, allora non dicendo cose che non sono, attraverso l'autenticità. È una delle forme più interessanti di innovazione nel turismo, l'autenticità. Bene, allora, quali sono i limiti di questa attività? Nel turismo si possono fare le cose in tantissimi modi, fondamentalmente sono due: improvvisando o seguendo un metodo.
questo più o meno in tutte le altre discipline avviene la stessa cosa. Allora, finora stiamo improvvisando. Abbiamo fatto qualcosa per il brevissimo termine perché dovevamo iniziare a promuovere l'attività, ma con l'improvvisazione chi si occupa di impresa sa che non si va lontano. Nel welding e in tutti i settori industriali si pianifica ormai un anno per l'altro e questo settore non fa eccezione, ovviamente. I tour operator programmano un anno per l'altro, adesso in grandissima sofferenza, ma stanno ricominciando a farlo. Allora, cosa si dovrebbe fare? A mio avviso, modestissimo avviso, bisognerebbe cominciare a fare qualcosina di meglio per il brevissimo termine. Ad esempio, dovrebbe essere ricostruita su piattaforma, su un server, su un sito da qualche parte, una mappa che dia la possibilità di interagire con il territorio da parte di chi fruisce del territorio stesso alla scoperta dei luoghi in cui vi sono delle testimonianze storiche che ci riportano ai nostri protagonisti. Questo per il brevissimo termine, quindi una forma di censimento, di sistematizzazione delle informazioni e di messa a disposizione dei tour operator, anche dei giornalisti che chiedono maggiori informazioni sui luoghi. No? 1, brevissimo termine. 2, stiamo improvvisando, questo affinché chi viaggia sul territorio non improvvisi e vada a colpo sicuro, diciamo così. 2, non sappiamo bene che tipo di attività sono richieste dagli ospiti, dai visitatori. Abbiamo iniziato a promuovere quello che potevamo proporre in pochissimo tempo, ma non abbiamo la conoscenza, la contezza di quello che è il mercato turistico internazionale, perché parliamo di una proposta internazionale che può aumentare gli arrivi e le presenze internazionali. Non abbiamo la contezza di quello che la domanda chiede. Quindi una cosa che mi sentirei di proporre è la realizzazione di una raccolta, di una rilevazione su questi aspetti. Questo per non improvvisare, per aiutarci a non improvvisare. L'alternativa è continuare a improvvisare, finché si riesce a improvvisare, perché poi non è che sempre si riesce a improvvisare, non tutti siamo Totò, no? Anche Totò era uno, ecco, non è che ce ne sono molti di attori simili in giro oggi come oggi. Quindi, cose fatte, diciamo 1, cose da fare 100, di queste sicuramente urgenti queste 2. E con questo io ho concluso, vi ringrazio e passo la parola. Grazie al dottor Maurizio Droli, una carrellata seppur veloce ma importante degli ultimi interventi e soprattutto hai sottolineato degli aspetti che noi vediamo, osserviamo, ma che devono essere sempre tenuti in debita attenzione. Questo è fondamentale. Confidiamo anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, seppur in questo periodo di pandemia, che siamo riusciti ancora a tornare a essere operativi sia con il nostro International Committee sia con altri soggetti partecipanti che stanno chiedendo informazioni per creare una filiera appunto da Villac fino ad arrivare a Verona. Speriamo di essere, come ha detto il dottor Maurizio Droli, di poter programmare non solo per il wedding ma anche per altre attività come appunto i tour operator, ecco, dei percorsi, dei tragitti che creino ovviamente lavoro, occupazione e ovviamente anche poi dal punto di vista storiografico di cercare anche di divulgare determinati eventi, anche collaterali alla storia di Giulietta e Romeo, che grazie ai luoghi che il dottor Droli ha citato, a cominciare da Cividale del Friuli, Rivignano Teor, Povoletto, Osoppo, ecco, sino ad arrivare in provincia di Treviso, sino ad arrivare a Verona e anche ad arrivare in provincia di Vicenza, dove siamo già stati contattati. Ecco, io non voglio rubare altri minuti preziosi, anche perché siamo ospiti della Villa d'Elser, una dimora storica dove è incubata questa azienda
della famiglia Crocchiati, che dal 1913 è specializzata in restauri, in bioarchitettura, e quindi anche siamo ospiti ovviamente della 8ª edizione della Società Filologica Friulana, con la sua settimana della cultura friulana. Pertanto ringraziamo ancora una volta il presidente, il professor Federico Vicario, e tutti quanti voi che ci avete ascoltato in diretta Facebook, e come vedete in sovrappensione l'indirizzo icraif@gmail.com per chi volesse aderire al nostro sodalizio o per chiedere ulteriori contatti e collaborazioni sia in campo storico-scientifico sia in campo turistico-culturale. Quindi vi saluto con Mandi a Duc e buone serate.